Venerdì 25 novembre 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Parliamo del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano una notizia riferita agli appassionati del mondo dello sci. L'attesa è finita, da domani si scia. Al Falzarego è arrivata il grande giorno, grazie ai cannoni è arrivata la neve e sarà aperta la prima pista sul Col Gallina. La maggior parte degli impianti pronta per il 3 dicembre, freddo permettendo. Per la Marmolada un rinvio fino all'8 dicembre. Piscine in difficoltà, adesso si muove anche la provincia, costi quadruplicati a Santa Giustina. Padrin vuole coordinarsi con i sindaci. E in merito all'aumento delle bollette, $500,000 del comune per il caro bollette. Il comune di Cortina impegna 530.000 euro per contrastare il caro bollette. La somma sarà usata a copertura di alcuni servizi essenziali per la comunità. La foto di copertina ci porta a Feltre, commozione ieri a Feltre per la 26enne Masocco. Vola dove osano le aquile, bandiere per l'addio a Mary. Un tunnel di bandiere giallo-nere, i colori di Portoria, ha accolto ieri al Duomo di Feltre la bara di Maria Cristina Masocco, la 26enne morta domenica durante un'escursione sulle vette delle Dolomiti che amava tanto. L'approfondimento di Mammani a pagina 8. Belluno, più aiuti alle donne vittime di violenze, l'approfondimento di Federica Fanta a pagina 7. Ponte nelle Alpi, celebrata la prima unione civile. È stata celebrata la prima unione civile fra due persone dello stesso sesso a Ponte nelle Alpi. A darne notizia il sindaco Paolo Vendramini: sono onorato di celebrare questo matrimonio che entra nella storia della nostra comunità. L'approfondimento di Santin a pagina 9. E a San Vito si farà anche il sequel del film di Natale. Vediamo in questo scatto il protagonista Diego Abbatantuono. L'approfondimento di Bolzonello a pagina 10. Sempre dal Cadore a Auronzo, smantellati 7 tralicci dell'alta tensione, prosegue l'interramento dei cavi. E ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, la Svizzera nega alle azzurre la finale per l'oro, ma oggi si gioca per il bronzo. Parliamo di curling. Hockey, che goleada all'Olimpico, il Cortina stravince 8-1. E ancora teatro, tutto esaurito per la comicità, ma c'è l'incognita influenza. L'approfondimento a pagina 15. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, ovvero l'allarme lanciato dalle piscine, rischio chiusura affossate dalle bollette. Il presidente Padrin, presidente della provincia di Belluno, chiama raccolta i sindaci, svolgono un'importante funzione sociale, gestori preoccupati, navighiamo a vista dopo il Covid, il vistoso calo degli utenti. L'approfondimento di De Rosa a pagina 18. E la foto di copertina che troviamo sul Corriere delle Alpi è identica a quella trovata anche sul Gazzettino, ovvero l'ultimo saluto a Mary. Siamo a Feltre, il saluto del quartiere Portoria all'amata Mary. Con te se ne va un pezzo del nostro cuore, dal quartiere Portoria Scout, dal Palio al CAI fino ai colleghi commercianti di Mamma Angela e Borgoruga. I funerali di Mary Masocco hanno richiamato centinaia di persone nel Duomo di Feltre, desiderose di portare l'ultimo saluto alla 26enne deceduta domenica in un tragico incidente sulle vette feltrine. L'approfondimento lo troveremo a pagina 23. Belluno, intossicata dal monossido, la salvezza in una telefonata. Silvana De Bona è stata trovata dai vigili del fuoco a terra ai piedi del letto. Si indaga sulla stufa a legna. L'approfondimento di Sosso a pagina 19. Lutto invece nel mondo della cultura bellunese. Addio a Eugenio Padovano, una vita dedicata a storia e archeologia. L'approfondimento a pagina 27 a firma di Franceschini. Il caso ancora ubriaco e senza patente, autista ci ricasca pochi giorni dopo. L'uomo, un bellunese, era stato sanzionato sabato sera. Martedì il bis, allo studio pesanti provvedimenti. Auronzo, trattative rotte, niente più ritiro della Lazio dall'estate 2021, niente più Lazio ritiro ad Auronzo dall'estate 2024, rotte le trattative per proseguire un accordo in piedi da 15 anni. E ancora improvvisamente Natale a San Vito di Cadore, cinepanettone, sala esaurita per la premiera.
Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno, breve panoramica come sempre riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Le sfide dell'economia in primo piano a pagina 2, Maurizio Landini, l'intervista, la manovra della precarietà strizza l'occhio agli evasori pronti alla mobilitazione. Il segretario CGIL boccia il governo e propone un contributo di solidarietà alle imprese, opzione donna discriminante, sul cuneo fanno come Totò che vende la fontana di Trevi. Queste alcune dichiarazioni di Landini, leader della CGIL. Volevamo riforme, all'inizio l'esecutivo pareva ascoltarci, poi hanno deciso di fare tutto da soli. Al paese servono unione e solidarietà e la maggioranza taglia il reddito e spinge l'autonomia. La mobilitazione è inevitabile, nei prossimi giorni la proporremo a CISL e UIL. E ancora, il fisco deve essere giusto, nella legge di bilancio ci sono favori a chi non paga e la flat tax. Contro i voucher milioni di firme, si torna indietro aumentando la precarietà e ancora i soldi vanno presi dove ci sono dagli extra profitti e da un contributo straordinario. Ecco le dichiarazioni, l'intervista la troverete a pagina 2 del Corriere delle Alpi. Le coperture sono un rebus, pronto il decreto sul PNRR, ma il Colle ora teme ritardi. La legge di bilancio a Bruxelles, Giorgetti, ministro dell'economia, l'energia minaccia le imprese. E a proposito di pensioni, bruciati aumenti da 450 a 2.700 euro, ritocchi antirincari solo agli assegni bassi. Lo studio della UIL, la mancata rivalutazione colpisce chi riceve più di 2.000 euro al mese. La manovra premia con le uscite anticipate solo gli uomini con carriere lunghe. Troverete che cosa succede da gennaio, pensione al 2022, suddiviso ovviamente per gli importi in euro. Si parte dalla pensione minima che da 525,38 euro dovrebbe passare a 572,19 euro con un aumento di 109,93 euro. Nulla di aumento per le pensioni di 1.000, 1.500, 2.000 euro. Un calo invece per quanto riguarda le pensioni sopra i 2.600, si passa con una differenza annuale di meno 446,17 per una pensione di 2.600 euro al mese e via via, man mano che aumentano, si arriva a pensioni di 5.600 euro al mese con una differenza annuale di meno 2.692,13 euro. Valditara, l'umiliazione fa crescere, bulli e lavori utili, bufera sul ministro, lo scontro politico a pagina 6, il titolare dell'istruzione poi corregge il tiro, i ragazzi che sbagliano imparino a chiedere scusa e a essere responsabili. Lo scontro politico, Soma Oro si autosospende, la mia è stata una leggerezza, il parlamentare di Sinistra e Verdi a colloquio con Bonelli e Frantoianni, poi la difesa in TV, non ne sapevo nulla, le borse firmate di mia moglie, la moda è un diritto di tutti, mi era stato detto dei ritardi nei pagamenti degli stipendi ma le testimonianze e le denunce vanno oltre, avrei dovuto seguire di più la situazione, non me lo perdono, ho saputo dei ritardi da mia moglie, l'approfondimento, avrete modo di leggerlo a pagina 7. E adesso fatti di carattere internazionale, a pagina 8 Ucraina, missili russi sugli impianti energetici, rischio disastro nucleare e radioattivo, raid sul Kherson, la IE avverte la sicurezza delle centrali sempre più precaria, Zelensky all'ONU con le temperature sotto zero sono crimini contro l'umanità. E vediamo in questo scatto la popolazione di Kiev che tenta di ricaricare i cellulari con allacci di fortuna nelle piazze, la città è al buio come altri centri, assieme alla corrente manca l'acqua potabile. Passiamo ai fatti che riguardano la regione Veneto. Luisa, la carabiniera che aiuta le donne, noi al vostro fianco, non abbiate paura. Anni di lavoro nel nucleo investigativo provinciale dell'Arma, se chiudo gli occhi rivedo i volti di quelle persone, oggi caserma illuminata. E sempre a proposito della giornata contro la violenza sulle donne, in Veneto oltre 6.400 richieste di aiuto, in aumento le donne prese in carico dalla rete regionale dei centri antiviolenza, ma solo il 36% ha denunciato l'aggressione. Il futuro della sanità regionale, parliamo ovviamente di quella veneta, aiuti IPAB, cortocircuito Veneto, senza la riforma niente fondi. Il PD accende un faro, il nuovo DL stanzia 100 milioni di euro, ma per inerzia della regione si rischia l'esclusione. Le case di riposo della nostra regione non potranno partecipare alla ripartizione dei contributi. E sempre per quanto riguarda la sanità veneta, nuova indennità di pronto soccorso, in arrivo 4,3 milioni per gli infermieri, siglato l'accordo tra sindacati e regione per il riparto e l'assegnazione di 1.300 euro l'anno, prima regione in Italia ha riconosciuto l'impegno in prima linea di oltre 3.000 operatori. Ancora dal Veneto, Crisanti rinuncia all'indennità da medico, il prof percepirà lo stipendio da senatore. Il ripensamento comunicato da Palazzo Madama ad azienda, ospedale e università e all'Ateneo di Padova.
adesso passiamo alle notizie, ancora politica veneta, basta sovranismo e intolleranza, la Lega è anche tanto altro, l'assessore regionale Roberto Marcato sposa lo Zaia pensiero, il suo libro è il manifesto politico di un partito che interpreta il tempo. Ma continuiamo adesso con le notizie che riguardano invece la provincia di Belluno, siamo a pagina 18, caro bollette, costi alle stelle, piscine a rischio, chiusura, padrine, il governo freni i rincari o è la fine. L'ente provincia scende in vasca e chiama a raccolta i sindaci, non solo sport hanno una funzione sociale e sanitaria. Il caro bollette torna a investire il comparto dell'impiantistica sportiva, in primis le piscine considerate strutture energivore per eccellenza. Nonostante un clima di ritrovata fiducia, i costi quadruplicati di luce e gas non permettono voli pindarici. A raccogliere il grido d'allarme di gestori e amministrazioni comunali è stata la provincia di Belluno, che ha deciso di scendere in vasca nell'obiettivo di salvare il salvabile. I gestori con l'acqua alla gola, risentiamo ancora del Covid, da Belluno a Pedavena i problemi sono sempre gli stessi, problemi economici e calo degli utenti, navighiamo a vista. Una dichiarazione in questo caso anche di Angelo Paganin, responsabile delle piscine di Santa Giustina e di Pedavena. Passiamo a notizie che riguardano prettamente il comune di Belluno, la frazione Fisome, donna intossicata dal monossido salvata dalla telefonata della figlia. Silvana De Bona è stata trovata dai vigili del fuoco a terra ai piedi del letto, si indaga sulla stufa a legna. Salvata da una telefonata della figlia, un'interurbana da Modena prima che a Fisome arrivassero i vigili del fuoco del comando di Belluno e l'ambulanza del SOME 118 e cominciassero le operazioni di soccorso in un appartamento al primo piano del condominio al numero civico 70 di via San Daniele. Silvana De Bona, pensionata di 68 anni, è stata trovata intossicata dal monossido di carbonio e si è reso necessario il suo trasporto all'ospedale San Martino in codice 3 per tutte le terapie necessarie. In prima battuta era data in gravi condizioni, poi fortunatamente la situazione è migliorata. Pagina 20, commercio, il Black Friday, noi bellunesi ci avevamo provato già 20 anni fa, in centro storico fu sperimentata una svendita novembrina, Zampieri, ora ci adeguiamo ma vanno tassati i colossi. E sempre a proposito di commercio, 10 giorni di sconti per lanciare gli acquisti, ma non tutti aderiscono. Continuiamo con pagina 21, il caso ubriaco e senza patente l'autista cericascato. Dopo la sanzione di sabato un bellunese è stato sorpreso di nuovo martedì pomeriggio dalla volante della polizia. Ubriaco, recidivo alla guida, fermato 2 volte nel giro di pochi giorni, un bellunese non più giovanissimo è stato sorpreso ancora in stato di ebbrezza e sempre senza la patente in tasca. La differenza è che, mentre nel primo caso aveva soffiato addirittura 2,94, nel secondo si è fermato a 2 grammi di alcol per litro di sangue, che è comunque un valore molto elevato e gli vale un altro processo penale oltre alla sanzione amministrativa per la mancanza del documento che gli era stato revocato tempo fa, fra l'altro per un precedente analogo. Milano-Cortina 2026, incontro sulla mobilità a Longarone, il Park Hub verso il Cadore, da lì navette cadenzate verso la montagna, al via e restauro di 6 stazioni ferroviarie. Questa è la dichiarazione di Elisa De Berti, assessore al trasporto della Regione Veneto. Notizia di spalle, sanzioni stradali, il comune incasserà 420.000 euro, notizia riferita a Palazzo Rosso, il comune di Belluno. E adesso invece a pagina 22, temperatura in picchiata, apre una pista sul Col Gallina, ennesimo cambio di programma della società Ista di Cortina d'Ampezzo. Il freddo ci ha permesso di mettere in funzione i cannoni dell'innevamento e vediamo appunto la situazione aggiornata. La seggiovia Falzarego sarà attiva tutti i giorni, al momento vietati gli allenamenti. Feltre, l'addio di Portoria all'amata Mary, con te se ne va un pezzo di cuore, centinaia di persone ieri pomeriggio in Duomo a Feltre per assistere ai funerali della 26enne morta domenica. Toccanti i messaggi dei contradaioli di Portoria e delle amiche, ma anche le parole scritte dalla stessa Maria Cristina hanno suggellato un funerale che ieri pomeriggio ha richiamato centinaia di persone in Duomo. Mary Masocco lascia un vuoto incolmabile, prima di tutto nella sua famiglia, già segnata 5 anni fa dalla perdita di Narciso, ma anche nella piccola comunità di Borgoruga, nella famiglia del quartiere Portoria e nella comunità cittadina nella quale aveva cominciato a farsi conoscere e apprezzare. L'incidente di domenica è stata una fatalità accettata da mamma Angela, dalla sorella Francesca e dai parenti. Difficile farsene una ragione, ma come ha detto Samuele Spada a nome del quartiere giallo-nero, quando il destino decide non resta che accettare. Continuiamo con pagina 25, rimaniamo nel feltrino Fonzaso, bancarotta milionaria, la SAP, processo per 6. I fratelli Dalassante e altri 4 imputati sono accusati a vario titolo di false fatturazioni e false dichiarazioni dei redditi. Altre notizie che troviamo a pagina 25, San Gregorio nelle Alpi, stili di vita sani, un chilometro al giorno, 4 percorsi a San Gregorio. Ieri l'avvio del progetto dell'USL e del Comune con la partecipazione di tutta la primaria.
Il caso al Santa Maria del Prato, diagnosi di bronchite e morte per un infarto, la procura indaga. Indagata per omicidio colposo la dottoressa Alessandra Mascaro, il medico del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, è iscritta nel registro della Procura della Repubblica di Belluno per la morte di Sebastiano Musumeci, 70enne di Trichiana di Borgo Valbelluna, entrato in codice arancione la sera dell'11 novembre e morto il giorno dopo, una volta tornato a casa con diagnosi conclusiva di arresto cardiocircolatorio. Un infarto quando invece sembrava una bronchite. La Mona, ospedale e ambulatori ricollocati a piano terra, San Gregorio nelle Alpi, Proloco e Cassol il nuovo presidente. Definite le cariche del nuovo consiglio direttivo della Proloco di San Gregorio dopo l'elezione dei 9 componenti avvenuta una settimana fa, ora è sicuro che Giancarlo Cassol sarà il nuovo presidente al posto di Espedito Pagnussat. Borgo Valbelluna, stipendi di sindaco e giunta aumento ma con risparmio, maggiorate le indennità mensili agli amministratori grazie alla finanziaria, il comune però spenderà solo in parte il contributo previsto dal governo. Ancora da Borgo Valbelluna, ACC, oggi vertice Veneto per il rinnovo della cassa integrazione speciale e sempre per quanto riguarda l'economia e il lavoro nella sinistra Piave, Limana, Epta Costan, tagli precari, De Carli, segnale brutto. Il segnale che Epta Costan ha mandato è bruttissimo per il sistema delle relazioni nel territorio, non solo per quello in essere dentro l'azienda. Così il segretario della CGIL provinciale Mauro De Carli sull'intenzione della fabbrica limanese di lasciare a casa 253 lavoratori a termine, visto il calo di ordini. Pagina 27, il bellunese piange Eugenio Padovan, una vita per l'archeologia e il territorio. Aveva 77 anni e si divideva tra l'Alpago e la Valbelluna, oggi era atteso in Sala Fabris per una conferenza sulle situle. L'archeologia e la cultura bellunese perdono un protagonista di decenni di impegno. Eugenio Padovan, 77 anni, si è spento improvvisamente ieri mattina per un probabile attacco cardiaco. Per lunghi anni, dipendente della sovrintendenza, protagonista in prima persona delle ricerche e dei sondaggi archeologici in occasione di scavi e cantieri in tutta la provincia, ma anche instancabile promotore dello studio delle antichità bellunesi, era originario di Fara d'Alpago, terra a cui era sempre molto legato, anche se da anni viveva in Valbelluna, Trichiana e poi a Villa di Villa. Giornalista pubblicista dagli anni 70, era stato tra i collaboratori del Corriere delle Alpi. La sua attività giornalistica è stata ricordata ieri dall'Asso Stampa bellunese. Era inoltre stato segretario della UIL provinciale. Domani l'ultimo saluto a Villa di Villa. Ponte nelle Alpi, sì di 2 compagni in municipio, celebrata la prima unione civile. Hanno formalizzato il loro legame di amore e di convivenza firmando davanti al sindaco gli atti per unirsi civilmente e scoprendo con un po' di sorpresa di aver segnato una tappa importante per la comunità pontalpina. La prima unione mai celebrata in paese tra 2 persone dello stesso genere. Passiamo a pagina 29, Cortina, nuova cabinovia, polemica aperta, comune all'oscuro, tutto falso. Posizioni tutte unite, lo studio di fattibilità è in comune e il progetto è nel master plan dei giochi. Notizia di spalle, sempre da Cortina, caro bollette stanziati dal comune 530.000 euro e ancora Pio XII, siamo nel comune di Auronzo di Cadore, situazione di stallo, resta la scelta di chiudere ma non è categorica, l'opera diocesana continua a vagliare ipotesi. Il presidente Arduini, qualcuno in effetti si è fatto avanti, ma serve del tempo per valutare le offerte. Siamo a pagina 30, improvvisamente Natale, la premiere un omaggio all'accoglienza di San Vito, regista e produzione ospiti del sindaco Caruzzo per il debutto del film che da giovedì sarà visibile su Amazon Prime. Passiamo a pagina 31, sempre dal Cadore a Auronzo, niente più Lazio, rotte le trattative per proseguire con il ritiro estivo. Dal 2024, dopo 15 anni, salterà un indotto di 3 milioni di stagioni, l'amministrazione già in luglio si era mostrata freddina. Ancora Auronzo, Terna e 7 tralicci dell'alta tensione finalmente smantellati, Pieve di Cadore e Sant'Andrea, domenica il ritorno della fiera. E ancora da Cortina la Gazzoe Expo Dolomiti, nuova mostra a Natale. L'appuntamento è dal 23 dicembre al 12 di febbraio. Dalla rubrica Cultura e Società, la mostra Le radici dell'ultima modernità del Novecento e il doppio volto della rivoluzione estetica. A Padova il confronto tra l'occhio in gioco e la grafica di Pietro Eberle per capire un fenomeno che qui è nato. Teatro, il duo Monti Massironi promette divertimento domani al Comunale, tutto esaurito per la commedia L'uomo invisibile, una videocall tra amiche scatena equivoci e comicità. E alle 21 all'Asilo Vecchio, l'appuntamento è per questa sera, a San Vito, stasera Tolo Martin chiude l'autunno musicale di San Vito Blues and Soul.
Sport bellunese, l'Italia si arrende alla Svizzera, per oggi c'è in palio il bronzo. Costantini e compagni giocano la pari e si arrendono solo al nono end. Alle 14 la finalina contro la Scozia, che sarà trasmessa in diretta da Eurosport. Patinaggio artistico, Socolo e Troi brillano a Feltre nella triveneta fascia gold. Calcio eccellenza, Lima Cavarzano verso Istrana per provare a risollevarsi. Volley, Serie A3, la Darolda San Giustino dall'ex azzurro Marra. Ciclismo, Pietro Bon torna ad allenarsi, il dolore sta passando e mi rimetto in moto. Karate, Cerri e Briciolivic, vicinissima il podio nella gara di Torino, e ancora Padel, Valbelluna ancora vincente per quanto riguarda il tennis. Ancora pagine sportive, siamo a pagina 36, calcio di promozione, il Fiori Barp esonera Sommacal, la squadra a Cordova, promosso il mister della Juniores, l'ex tecnico accetta la decisione con la coscienza a posto, forse la società avrebbe dovuto avere un po' di pazienza. Ancora calcio, seconda categoria, 2 notizie, l'Alpescesio sceglie mister Speranza, è l'uomo giusto per dare la scossa. Faso, molto deluso dall'esonero a Ponte, è stato un capriccio del Consiglio. Serie D, Dolomiti è uno spareggio sul campo del Cerlins, quasi certo l'anticipo con la Clodiense. Per la seconda categoria, Lentia e si coccola Vasiù, una grande opportunità. L'approfondimento invece in merito ai mondiali di calcio, pagina 37, il Brasile gioca e dà spettacolo, Serbia battuta da Richarlison, 2-0 tra Brasile e Serbia. E tutte le partite in programma, con anche già i risultati, li trovate in questa pagina del Corriere delle Alpi. Siamo a pagina 37. Concludiamo invece con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo da poco nuvoloso a sereno, nelle ore più fredde non si esclude qualche locale banco di nebbia sulle pianure sud-occidentali e occasionalmente nelle valli. Precipitazioni generalmente assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno, e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.